Silvia Romano che ha potuto riabbracciarla. Seconda notizia, dove ci porti? Andiamo in Yemen. Lo Yemen è un conflitto, una guerra dimenticata. Dal 2015 si combatte nord contro sud, anche se è una semplificazione in questo paese poverissimo, perché questo paese poverissimo si è ritrovato a essere teatro di uno scontro a distanza, di una guerra per procura, fra l'Iran che sostiene le fazioni del nord e l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi che sostengono quelle del sud. In pratica è uno scontro tra le due potenze del Golfo Persico, ma anche le due anime del mondo musulmano, e sunniti. In questi anni abbiamo visto migliaia di civili morti, epidemie di colera durissima, poi è arrivato la carestia, oggi purtroppo c'è anche il Covid, ma è un quadro molto complesso e immaginatevi come possa un paese del genere, con le infrastrutture sanitarie a pezzi, già non fortissime, rase al suolo, combattere un'epidemia del genere in un quadro in cui le speranze di pace sono dei miraggi. Perché la coalizione a guida saudita in realtà si è spaccata, nonostante tutta la tecnologia militare e gli investimenti fatti. Quella che doveva essere una guerra lampo in realtà continua a essere un conflitto assolutamente senza speranze e vie di fuga. La coalizione del sud si è rotta, quindi ormai abbiamo un paese praticamente diviso in tre. Certo. E terza e ultima notizia, dove ci porti e qual è la notizia? Partiamo dal dire che ci sono alcuni paesi che per una serie di fattori si sono mossi prima, altri fattori che poi verranno individuati dagli scienziati hanno avuto un impatto minore dell'epidemia di Covid.